salve a tutti. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, la nostra regista della freschissima voce giovanile. Buon anno a lei, buon anno a tutti voi, compresi i vostri gatti e quelli che ascoltano la nostra trasmissione. Soprattutto un grandissimo augurio alla nostra Tina, un grandissimo augurio al nostro Matteo, che sabato scorso ha voluto essere presente in questo orario per dire cose di buon senso, storicamente consolidate e storicamente, fra virgolette, inquadrate, attualizzate. Noi andiamo avanti, è vero, c'è stato il cambio di anno dal 2025 al 2026, ma la storia ha una continuità e quello che è stato l'argomento iniziato nel giugno del 2024, la democrazia, la sua essenza, la sua crisi, la sua possibilità pratica e concreta di essere storia, di essere qualcosa di intimo rispetto al vissuto di un popolo che ha trovato anche una sua qualche eco, potrà essere diversamente interpretato, per carità, nello stesso discorso del Presidente della Repubblica, discorso di fine d'anno, e questo quadro, questo prosieguo ha e continua, perché il cambio di calendario non cambia quella che è la continuità della storia di un popolo che vuole essere conscio del suo modo di essere, della sua capacità di avere o di riconquistare, forse più esatto, un suo potere che gli spetta, ma che è sempre in discussione, che è sempre problematico, del quale si parla poco, perché alla fine grandi discorsi, grandi articoli pubblicati sui vari giornali, discussioni nei talk show, però tutte cose intellettualistiche, tutte cose che poco o tanto nascondono interessi particolari, spesso ideologici. Abbiamo detto, come nel nostro tragitto di conversazione al tavolo, così familiare, a braccio, non c'è nessuno schema predisposto, nel nostro procedere abbiamo visto che l'ideologia, qualunque ideologia, non ha nulla a che spartire, anzi è in contrasto col concetto stesso di democrazia. L'ideologia, qualunque ideologia, è parziale ed esclude, crea differenze, crea fratture. Coloro che non appartengono, che non aderiscono a quell'ideologia, vengono esclusi. Sono minoranza intellettuale, sono dei minus, sono delle persone che per un qualunque motivo non sono illuminate da quella fede, perché di fede si tratta, che è l'ideologia. Abbiamo ripercorso nel tempo la natura stessa dell'ideologia, in particolare dell'ideologia marxiana, socialista, socialcomunista, e abbiamo visto che abbiamo considerato come essa si comporti né più né meno che come una religione. È una religione idolatra, una religione in cui c'è un idolo, c'è una divinizzazione dell'uomo in quanto possessore dell'idolo e quindi qualunque deficiente, purché appartenente a quella religione, in quanto illuminato, è superiore a chiunque, sia magari più intelligente, sia più dubbioso, sia più consapevole dei limiti che pone che pone la vita di tutti i giorni. Il
l'ideologia, questa ideologia in particolare, ha per presupposto il possesso della verità da parte dell'uomo. Ricordiamoci il titolo, l'intitolazione del giornale, del principale giornale sovietico, la Pravda, la verità appunto, la quale stava a indicare che l'unica verità esistente era quella che fuoriusciva dalla manipolazione dettata dagli organi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Cioè il portato dell'ideologia è così forte come pregnanza di verità da avere il, tra virgolette, diritto di manipolare, di modificare la realtà stessa. Due concezioni contrapposte, quindi, quella ideologica da un lato e quella democratica dall'altro, cioè quel potere che spetta al popolo laddove i suoi costumi, lo sviluppo della sua vita porta a principi, valori e senso in base ai quali comunque possa regolarsi, possa vivere la sua vita di popolo, possa anche sbagliare. Però la forma democratica, cioè il modo col quale il popolo si autoregola ed esercita il suo potere in base a questo fatto, cioè i costumi e alla tipologia di vita che lo contraddistinguono, non è mai ideologico, non è mai uniforme, può essere esplicitato in modi diversi e nei diversi modi che andremo ad esaminare nel nostro cammino nei nostri sabati. Sono modi diversi, sempre restando fermo il fatto che effettivamente dall'ultimo cittadino a quello incaricato delle funzioni più importanti, tutti possano comunque dire la loro, possano partecipare alla creazione e all'esercizio di quel potere, direttamente o indirettamente, se ben chiaro, di quel potere che spetta al popolo in quanto tale. Abbiamo detto che la prima cosa, l'abbiamo richiamato più volte, abbiamo detto che non si può quindi prescindere nell'esame che stiamo facendo dalla storia, dall'esperienza. E siamo andati a vedere quando il popolo ha effettivamente potuto esprimere il suo potere. Abbiamo tratto diversi esempi dalla storia. Quello che più ci colpisce, che più attira, è quanto avvenuto nella fine del XII secolo e che è stato foriero poi, attenzione, dell'umanesimo successivo e del Rinascimento, perché se noi guardiamo questi luminosi periodi culturali hanno origine proprio lì. L'abbiamo citato, quella battaglia di Legnano che è richiamata anche nell'inno nazionale, quella pace di Costanza che ha fatto seguito alla battaglia di Legnano, che in sé per sé non è un grande episodio militare, ma è significativo, è importante. Quella pace di Costanza alla quale i comuni della Lombardia, della Lega lombarda, hanno partecipato alla pace col grande imperatore Federico il Barbarossa, detto il Barbarossa, Federico di Hohenstaufen, hanno partecipato ed hanno costituito una serie di pattuizioni e hanno statuito una serie di pattuizioni mediante le quali l'impero, il potere assoluto, privo di qualunque controllo, ha dovuto confrontarsi con quelli che erano le esigenze, il potere dei popoli. È un primo segnale, un forte segnale di contrapposizione fra
un assoluto che in sé è ideologico, quello dell'imperatore, e il potere dei popoli, il potere dei singoli popoli. È un metodo che è stato poi adottato dallo stesso Federico I di Hohenstaufen con i suoi principati tedeschi, con i comuni, tra virgolette, tedeschi, ed è stata la trama che ha contraddistinto lo successivo sviluppo dei rapporti politico-istituzionali dell'Europa. Successivo, è avvenuto, è stata una svolta epocale che non viene conosciuta e studiata come tale, ma che è un dato di fatto del quale bisognerebbe prendere coscienza. Bene, da quel dato di fatto sono sorti poi le grandezze, le iridescenti grandezze e bellezze dei popoli europei. Ricordiamoci l'umanesimo, ricordiamoci il Rinascimento, che poi, come tutte le cose umane, evolvono, si imbastardiscono e danno di nuovo luogo alla creazione, hanno dato di nuovo luogo alla creazione di poteri sempre più assoluti, rispetto ai quali poi nel fine del Seicento, l'illuminismo si contrappone con innovazioni, con pensieri altrettanto radicali che sfociano alla fine del Settecento, verso la fine del Settecento, nella Rivoluzione francese, che sfociano nel pensiero di Karl Halevi Marx, questo mancato rabbino ebreo, il quale crea una struttura che è ricalcata tra l'altro sulla concezione sociale rabbinica, famiglia alla quale lui apparteneva, che era fortemente radicata in lui, e che ha come idolo il vitello d'oro biblico. Non è che inventi niente poi. Il vitello d'oro biblico, e cioè lo spostamento del potere e della ricchezza dai monarchi assoluti, dai potenti assoluti che trattavano come schiavi la povera gente, alla massa, al proletariato, a quelli che non contavano niente. Per carità, è un disegno profetico rivelatosi, e anche ma già in inizio, già al principio fallace, che non sta né in cielo né in terra, però ha avuto la provvidenziale funzione di far cessare situazioni assolutamente assurde, ingiustificabili, ingiustificate. Quindi l'ideologia, quando nella storia si verifica un punto di passaggio, uno snodo fra questo potere e quel potere assoluto che si era creato, quello del sovrano, dei nobili, dei padroni cosiddetti, e il popolo che, attenzione, non è massa. Marx pone al centro la massa. Il popolo non è massa, il popolo è un coacervo di sentimenti distinti, sono popoli diversi che hanno costumi fra loro diversi che non possono essere massificati. Se c'è un errore nell'attuale concezione burocratica dell'Unione Europea è proprio questo, cioè il voler a tutti i costi massificare, in nome di una presunta democrazia che non c'è, perché non è il concetto questo di democrazia, massificare la meravigliosa differenza, iridescente bellezza dei popoli europei in un unicum rigido, freddo, razionale per modo di dire, razionale in quanto compresso in un sistema di potere che assolutamente nulla a che vedere con i popoli, addirittura molto più sentito, molto più vicino al sentimento popolare era ad esempio la Repubblica di Venezia, aristocratica, in cui il doge sì veniva eletto ma all'interno di un ristretto gruppo di famiglie, però
è durata 800 anni, all'interno della quale però il popolo aveva un suo peso, il popolo partecipava in proprio alle imprese di quella Repubblica Marinara, alle conquiste commerciali, le sentiva anche come sue, anche perché ne traeva beneficio. Quindi addirittura una repubblica aristocratica come quella veneta era molto, molto più democratica rispetto ad altre, a una costruzione come quella fredda, anonima, come quella che si è prodotta, modificando tra l'altro la sua genesi con l'Unione Europea. Questo come quadro. Qual è, tornando nella nostra continuità storica che supera quindi il calendario, qual è il momento in Italia, un momento cruciale che possiamo vedere come genesi di popolare, di un potere popolare, di una messa in discussione, di un confronto del potere assoluto rispetto alle esigenze del popolo. E all'inizio, anzi alla metà dell'Ottocento, il momento delle cosiddette guerre di indipendenza. Ora, cosa succede in quel momento? Succede una cosa in Italia, una cosa molto particolare, e cioè il nazionalismo, che comunque è un movimento che vuole dare rilievo ai popoli rispetto al potere assoluto dei sovrani. Ricordiamoci che la cessione di intere regioni dell'Europa avveniva per via ereditaria, attraverso matrimoni, cioè praticamente era un passaggio contrattuale o ereditario o tramite la conquista bellica di popolazioni che non contavano assolutamente niente. Tizio sposava Caia, Caia era la duchessa, la marchesa del posto tal dei tali. Benissimo, gli eredi di Tizio e Caia unificavano i poteri del marchesato del ducato A insieme a quello del marchesato ducato B. Questo era il criterio di proprietà anche della gente, delle persone, dei popoli che vi erano insediati. Il nazionalismo, sotto questo profilo, è una ribellione, una nuova ribellione, ricorda la battaglia di Legnano e la pace di Costanza, cioè i popoli contano. I popoli non possono essere trasferiti indifferentemente in quel modo da Tizio a Caio a Sempronio, hanno una loro storia, hanno un loro principio, hanno una loro identità. Quella identità, che poi verrà esasperata nel nazionalismo, si contrappone alla eredità presunta come diritto divino addirittura, della pretesa del potente di turno, dell'imperatore di turno, del re sole di turno. Bene, questo formarsi delle nazioni che caratterizza la prima metà dell'Ottocento colpisce anche l'Italia. E in Italia c'è una particolarità, c'è un sovrano assoluto, addirittura rappresentante di Dio in terra, il Papa, il quale ha un potere totale sulla parte centrale della penisola. E ancor più che il Re Sole, perché direttamente ha questo potere su queste terre in nome di Dio. Il suo potere è qualcosa di connaturato rispetto al suo essere il capo di una chiesa cattolica, il capo di una credenza
della quale lui dice di essere il rappresentante del fondatore Gesù. Bene, per successione apostolica. Quindi vede quelle terre, quel potere temporale, lo vede come qualcosa di necessario rispetto alla sua funzione, che incarna la rappresentanza di Dio in terra. Toccargli una zolla di quella terra è peccato. Questa nella sostanza la questione. E l'Italia è il luogo, la penisola italica, è il luogo dove questo problema si evidenzia. Si evidenzia rispetto a un popolo che non è massa, è un popolo, tanti popoli, ciascuno con una sua cultura. La bellezza d'Italia è proprio anche quella, a nord, al centro, al sud, tante differenze, tante grandi espressioni, però c'è una coscienza. Il popolo non è al 100%, ma si calcola forse all'epoca al 98% pienamente aderente al cattolicesimo. Bene, si trova davanti a questo problema. Cioè, da un lato, anche se non compreso pienamente, l'emergere della sua identità in quanto nazione per modo di dire, perché tra le altre cose parlavano dialetti completamente diversi e già era difficile capirsi da Milano alla Toscana, da Milano alla Sicilia, ognuno parlava il suo dialetto, grandi dialetti che hanno creato che hanno avuto grandi risultati letterari, quindi lingue vere e proprie. Il veneto è una lingua vera e propria, il lombardo, il milanese, una lingua vera e propria. Carlo Porta è uno dei più grandi scrittori dell'epoca, così come lo sono Goldoni e tanti altri artisti veneti. Quindi grandi differenze, però è un movimento che implica la crescita della coscienza popolare, del fatto che si è popolo e comunque si hanno dei poteri che limitano quelli del sovrano assoluto, fino allora vigenti. Bene, questi poteri che crescono nei confronti del più assoluto dei sovrani, il Papa. Ecco perché è paradigmatico il momento ciò che accade in Italia, perché in nessun altro Stato, in nessun'altra zona d'Europa c'è un potere assoluto, un sovrano assoluto, come da noi il Papa. Il Papa che già all'epoca dell'Alto Medioevo aveva sostanzialmente impedito col suo potere quella che già all'epoca poteva essere una unificazione dell'Italia intera sotto i Longobardi, perché i Longobardi avevano praticamente unificato l'Italia, anche con una duttilità, una capacità che è stata sempre tenuta sotto traccia, non se ne è mai parlato, ma tenete conto che una grandissima figura come quella ad esempio di San Tommaso d'Aquino è una figura che è direttamente relazionabile con Longobardi. Lui e Conti d'Aquino sono conti longobardi e lui come pensiero, come modus modi di parlare, di ragionare, di esprimersi, è un longobardo. Probabilmente in casa parlava anche un dialetto più simile al bergamasco o al friulano piuttosto che un dialetto meridionale, eccetera, latino volgare mischiato a quelle lingue, ma la lingua longobarda si era già estinta fin dal X secolo, lui appartiene al XIII secolo, ma parlava quel linguaggio lì, e il linguaggio è espressione di una mentalità. Bene, non è avvenuto allora per la presenza
del potere temporale della Chiesa, nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, ci si trova davanti al problema, allo stesso problema, identico, che si ripropone 1000 anni dopo. Si ripropone e c'è un sovrano assoluto, totale, addirittura che opera in nome di Dio, da un lato, quindi il più assoluto dei sovrani assoluti, e dall'altra parte il nazionalismo che in qualche modo, in modi anche discutibili e sbagliati, dà rilievo ai popoli, non alle masse, ai popoli. Ora, e questo contrasto massa-popolo lo vedremo nel seguito. Ecco, questo è un momento sul quale noi andremo a lavorare, a meditare, per proseguire in una cavalcata che ci porta alla domanda: quid? Che cos'è? E in cosa può consistere oggi la democrazia? Non per nulla richiamo a sabato scorso, quando Matteo ha gentilmente occupato il nostro spazio in quanto spazio di buon senso culturale, di storia e consapevolezza dei nostri popoli. Lascio lo spazio ad altri, giustamente, democraticamente, e saluto ancora, con tanti auguri, la nostra regista dalla freschissima voce giovanile, un abbraccione grande grande, con tanto affetto. A Tina un abbraccione grande grande, un augurio per il suo lavoro, per il suo impegno, a Matteo. E a noi, a Dio piacendo, ci risentiremo sabato prossimo alla stessa ora, alle 10. Avete ascoltato